Grazie. Allora, quello che ho potuto, diciamo, percepire dalle mie esperienza comunque all'estero, come si diceva anche appunto all'inizio, è vero, la Sardegna viene percepita come una terra costosa, quindi però ricca di cose da fare, quindi che ci sono, comunque c'è il suo divertimento, ma c'è anche l'aspetto naturalistico. Dal punto di vista, per esempio, in Inghilterra, posso dirvi che ci sono molti consumatori, anche ritornando un po' al concetto dei millennials, che sono più propensi ai viaggi di avventura, quindi ai viaggi comunque basati sul trekking, e comunque la Regione Sardegna offre queste cose. Tranquillamente c'erano appunto turisti interessati a venire quindi in Sardegna per queste cose. L'aspetto, diciamo, che alcune volte li limitava era il fatto che in alcuni determinati periodi non c'erano dei voli diretti. Quindi allora questo implicava che dovevano fare quindi dei viaggi un po' più lunghi, e quindi tendeva un po' ad diciamo rendere meno facili le cose, se vogliamo così dirlo. Poi per il tipo, anche per esempio, loro amavano, cioè comunque una percezione dell'Italia abbastanza positiva. Cioè l'Italia viene percepita come la terra del buon cibo, la terra comunque del benessere, la terra del sole, quindi se parliamo principalmente di un inglese che vede il sole una volta all'anno o 2 volte massimo, quindi c'è questo maggiore interesse appunto a venire in posti dove sono abbastanza soleggiati, sono caldi, anche a venire, una cosa importante, non nei periodi di alta stagione, quale può essere appunto agosto, perché per loro è molto caldo. Quindi loro sono più propensi a venire in periodi, ad esempio di giugno, oppure a venire anche a settembre, anche ad ottobre. Tenete presente una cosa, se parliamo ad esempio del turista inglese, il turista inglese per esempio non ha, può prendersi, diciamo, vacanze sia che lavora in azienda o che lavora anche in accademia, un po' in base alle sue esigenze. Quindi non ha prettamente dei tempi fissi e pianificati, può anche, diciamo, essere un po' più flessibile. Quindi vedevo anche come gli stessi, anche da un punto di vista per esempio dei miei colleghi, le vacanze venivano fatte maggiormente tra settembre, perché l'università incominciava ad ottobre, venivano fatte maggiormente tra fine maggio, giugno. Se si diceva andare in Italia, al sud, nel periodo estivo, dicevano no, perché era troppo caldo. Quindi è tutto una... Infatti, secondo me, la Sardegna ha anche una cosa che è fantastica, il clima, la temperatura, che è da promuovere a 360 giorni l'anno. Si possono fare delle attività diverse, ovvero non andare al mare, ma appunto si possono fare quindi delle attività di trekking, delle attività di outdoor, oppure fare anche, per esempio, immaginate una cosa, la Scozia. La Scozia, ci sono varie isole e molti di loro, nonostante il clima sia freddo, comunque molto ventilato, ci sono molti di loro che comunque fanno sailing, quindi vanno comunque, hanno delle navi, delle appunto delle sailing boats, no, le barche, ok, perfetto, delle barche, e quindi cosa fanno? Navigano le coste in Scozia, dove con acque fredde, temperatura non molto bella, la stessa cosa la si potrebbe fare qua. Ovviamente il clima e comunque la temperatura e quant'altro offre un tipo di destinazione molto più piacevole. Il tutto, come vi dicevo, è capire, non basarci solo ad esempio sul consumatore italiano, ma sapere che in Italia, all'estero, nel mondo, noi abbiamo una variegata fascia di popolazione da attrarre, che possono appunto possa essere Inghilterra, ma anche come la stessa appunto Francia, che di per sé io vi posso parlare prettamente perché ho vissuto a Parigi, quindi di come il parigino sia attratto dalla terra italiana, e quando si parla della Sardegna sia molto più attratto, anche perché la Sardegna viene vista come sofisticata, non solo come cara, ma anche sofisticata, e sappiamo che il parigino è anche un po' snob. Quindi andare in Sardegna è anche una percezione positiva poi della località e del luogo dove mi sto destinando. Ritorniamo al concetto come della destination personality. Che tipo di personalità noi diamo alla destinazione dove ci stiamo recando? Ho risposto? C'è qualche domanda? Sì, un attimo solo che le portiamo il microfono. Qui alla seconda fila.
Allora, volevo chiederle a proposito delle percezioni che lei ha della Sardegna o che ha potuto constatare con i turisti con i quali lei si è confrontata, qual è la percezione della Sardegna dal punto di vista culturale? E dal punto di vista soprattutto di una cultura unica nel bacino mediterraneo che sembra non filtrare attraverso le sue parole, perché lei me ne parla dal punto di vista della Costa Smeralda, perché ha più volte reiterato questo concetto, e parlava appunto delle coste, parlava del fatto che si potesse fare turismo attivo qua in Sardegna, ma niente filtra dal punto di vista culturale. Bella domanda, devo essere sincera. Bella domanda ed è una cosa a cui non saprei dirle la percezione. Perché... Non c'è. Sì. Però, sa cosa? Se è una cosa... guardo sempre le cose in modo positivo. Ovvero, benissimo, non c'è una percezione. Il consumatore non ha una percezione dal punto di vista culturale. Chiediamoci il perché. E cerchiamo di risolverlo, anziché essere lì e lamentarci. No, mi sto riferendo al caso... No, mi scusi, non mi stavo riferendo al caso suo. Sì, certo. Il fatto che non ci sia questa percezione dipende dal fatto che l'Italia offre veramente tantissimo e noi siamo quasi il fanalino di coda e non riusciamo a emergere come prodotto, che forse abbiamo optato per altri canali come la Costa Smeralda, come il mare, proprio perché nella totalità italiana nel nostro aspetto culturale forse non ci credevamo, ci sentivamo comunque figli di un Dio minore e non abbiamo mai puntato su quell'aspetto. Quindi se noi stessi non abbiamo puntato su quell'aspetto, è ovvio che è difficile che ci sia la percezione all'esterno. Cioè la Sardegna è un qualcosa che si scopre accidentalmente dall'esperienza che ho io dal punto di vista culturale. Chi viene, ha parlato di francesi, di inglesi, io parlo anche di americani, normalmente scoprono la Sardegna una volta che sono qui, non immaginano le valenze dal punto di vista culturale. Quindi la mia domanda è, interrogandoci su da dove arrivi questa mancanza, dipende dal fatto che all'interno del contesto italiano noi ci siamo limitati a promuoverci, limitati tra virgolette, perché poi è ovvio che ci sono state azioni anche in altre direzioni, ma ci siamo orientati soprattutto al mare ed è difficile all'interno del contesto italiano come proposta Italia emergere dal punto di vista culturale. Dovremmo forse pensare di staccarci un attimino per quanto riguarda la promozione e proporci come Sardegna. Non amo i discorsi diciamo di nazionalisti, cioè non voglio fare assolutamente discorsi di questo genere, ma parlo proprio di prodotto, per finalità di prodotto, di staccarci un attimino dall'immaginario italiano, dalla meta italiana e proporci come Sardegna meta culturale in maniera diversa. Potrebbe essere un'idea, infatti attraverso le sue parole, questo proprio attraverso le sue parole, mi faceva appunto venire alla memoria il progetto appunto dell'isola di Arran, quello lì che appunto come lei diceva, l'americano oppure lo straniero, quel turista comunque viene in Sardegna e scopre il paese, scopre quindi il territorio, ma ancora prima quindi di venire in Sardegna ha solamente quella che è la percezione oggettiva del, diciamo, il comune sentire quindi del territorio. Allora, come se appunto principalmente io ho bisogno di essere sul territorio per scoprire cosa mi può offrire. Se noi abbiamo la fortuna, perché possiamo definirla come fortuna, di poter utilizzare queste nuove tecnologie e quindi di mostrare il territorio quindi Sardegna, quindi promuoverlo a 360 gradi in maniera quindi diversa attraverso quindi queste nuove tecnologie, questo potrebbe essere un modo di dire: ok, tu hai questa percezione, però ti sto facendo vedere che io la percezione te la cambio, ti mostro qualcosa di diverso e ti porto già sul territorio ancora prima che ci sei, e da lì poi possiamo crearti un pacchetto ad hoc su tutte le varie attività che puoi fare.
E la stessa cosa, se voi basate anche da un punto di vista non solo anche turistico, ma anche appunto delle relazioni tra imprese, anche la stessa cosa potrebbe essere interessante, ritornando di nuovo al concetto, vabbè, dei cinesi, che comunque sono anche quelli che stanno maggiormente creando delle relazioni con imprese, quindi all'estero, il stesso sapere che ci sono delle bellissime, delle eccellenze, realtà imprenditoriali sul territorio, è anche questo comunque interessante sapere e creare comunque delle sinergie. Penso che gli strumenti che abbiamo a disposizione possono essere utilizzati da vari punti di vista. Ci sono varie prospettive. Se fondamentalmente sappiamo che la Sardegna vive di turismo, ma secondo me bisogna incominciare a far vivere la Sardegna di turismo a 365 giorni all'anno, anziché 4 mesi o 5 mesi, quel che siano, bisogna incominciare a capire chi sono i nostri turisti a cui vogliamo incominciare a convergere, quindi ad attrarre su questo territorio, e in che maniera possiamo attrarli. Sono tutte quindi delle fasi, diciamo, di sperimentazione e anche di prova, diciamo, del tipo di promozione che si vuol dare. È tutto un po' basato principalmente su questo. Allora, mi aggiungo. Guardate, il problema di partenza è che non c'è consapevolezza nel mercato internazionale che in Sardegna c'è cultura, punto. Questa è la realtà dei fatti. Mi collego un po' a quello che diceva lei. Qui noi in qualche maniera in Sardegna soffriamo, diciamola così, di questa immagine che la cultura italiana fondamentalmente inizia prima con i romani, dopo c'è il vuoto e si va a finire sul 500. E questo ha portato anche una logica di strategia di comunicazione a livello nazionale, non da adesso, da tanti anni, dove l'unica cosa che esiste è Roma, Firenze, Venezia e un pochettino Napoli, e il resto non esiste. E questa è la realtà dei fatti. Rispetto al fatto se noi dobbiamo distaccarci o no su quello, è una scelta strategica. Certo è che diciamo, gli indirizzi comunicazionali strategici che si applicano in Italia a noi non è che che ci riflettano più di tanto, nel senso che, diciamocela chiara, Sardegna, non dico siete un po' meno italiani che altre zone, e questo in qualche maniera è difficile da comunicare sul mercato. Non dimentichiamo anche un'altra cosa che è anche molto importante. Il turismo culturale, lasciamo stare il Grand Tour, Nietzsche e compagnia cantante, stiamo parlando dell'Ottocento. Il turismo culturale nasce o sorge come turismo cosiddetto di massa nell'ultimo quarto del secolo scorso, stiamo parlando a partire dagli anni 80, 90, è molto recente. Prima non c'era il turismo culturale. E in qualche maniera noi ci troviamo con una cultura millenaria, eccetera, che purtroppo si conosce minimamente. E dobbiamo anche essere consapevoli di un fatto, che il turismo si è mosso o ha cominciato a muoversi per il turismo balneare. Il turismo culturale arriva dopo, parlo turismo di massa, e su questo lo stiamo, diciamo, passando. Qui c'è però anche una cosa che è anche molto importante da riflettere. L'isola di Arran, ci hai vissuto? No, vissuto no, ci sono andata. Bene, io ci sono andato. Ci sono più pecore che persone. Questo sì. Vabbè. Anche qua. Però c'è una grande differenza, lì non c'è niente, pietre, ma lande desolate, un vento che si ti congelano le 4 idee che uno può avere. Ok? Dimmi? E quello ti riscalda. È quello che riscalda, bravo, è vero. Riscalda. Vivono delle pecore, delle pesca, una economia, se volete anche simile alla sarda. C'è una grande differenza, lì si danno da fare. Io non dico che ci sono voluto andare, perché è un buon modello per capire, però lì pedalano, ragazzi, ma pedalano come sistema. La grande differenza è quella, andare all'isola di Arran, se non ricordo male, quella isola, c'è un'isoletta dove l'aereo atterra in spiaggia.
l'isola di Arran viene paragonata come la Scozia in miniatura, Esatto. dove praticamente, sì, praticamente in qualunque parte della cioè si fa il giro di Arran anche in una giornata e si può vedere, appunto, si può stare vicino al mare, si può vedere appunto principalmente sulle montagne, quindi anche il clima cambia. Perché più vicino al mare quindi sole, più vicino al mare quindi c'è il sole, invece più vicino alle montagne incomincia anche quindi lì a piovere, bellissimi tramonti, però praticamente è rurale, cioè non c'è niente. Io ho atterrato in spiaggia, ho atterrato con un T-Noter, c'è il volo che parte da... Questa non la sapevo. Ecco, c'è un aeroporto, ma come dici te, succede che a volte non si può atterrare, c'è terra in spiaggia, ma c'è lo spazio di tempo dove c'è la possibilità di poter atterrare prima che arrivi il mare. Io sono atterrato con il Twin Otter, con un aereo eravamo in 5 o 6. Pertanto quando ti dicono Lucio, non ci sono i collegamenti, quella è roba che sappiamo, c'è gente che ce la fa avendo molte più difficoltà, è la riflessione che dobbiamo sicuramente fare. Grazie. Scusate, io volevo intervenire un attimo rispetto a tutte le cose dette e riallacciarmi sul turismo culturale. Siccome lei, professoressa, ha detto chiaramente che in fondo la percezione del motivo per cui molti turisti o stranieri anche vengono in Sardegna è per fare turismo attivo. Allora basta promuovere la cultura, tanto per restare anche in tema di queste giornate, come non so, il cammino dei nuraghi, e promuoverlo in un certo modo, quindi fai il turismo attivo e fai anche cultura. Poi è anche vero che la Sardegna sì, sicuramente avrà un clima molto migliore di quello dell'isola scozzese, però è altrettanto vero, e qui vorrei, come dire, sollevare un problema che spero che poi l'anno prossimo magari si possa prendere in considerazione, che è l'etica del turismo, nel senso che noi principalmente abbiamo un turismo balneare, un turismo anche mordi e fuggi, e stiamo svuotando i nostri paesi di identità, perché i nostri paesi si stanno trasformando in dei Luna Park che sono aperti d'estate e chiusi d'inverno, quindi anche gli operatori turistici, che siano ristoranti, bar o alberghi, a novembre chiudono e riaprono a Pasqua, quindi questo non fa bene al turismo che dovrebbe venire qua in altri mesi per poter godere anche della cultura o di altre attività che sono proprio collegate anche al movimento fisico. Però per quello, come dice il professore Iarche, ci vuole anche lo sforzo individuale, cioè degli imprenditori locali. Ovviamente deve andare tutto di pari passo. Infatti, come ricollegandomi a quello che lei diceva, io appunto ho detto che bisogna poi valorizzare la Sardegna a 365 giorni l'anno. So benissimo che le strutture ricettive sono aperte, appunto, come lei diceva, da Pasqua fino alla fine di settembre. Ovviamente, se si vuole attrarre il consumatore, quindi il turista, anche negli altri periodi dell'anno dovranno essere aperti, altrimenti non ci sarebbe l'interesse a venire in una terra dove principalmente non ci sono attività, è tutto principalmente chiuso, e questo è un po' quello che bisogna fare, creare sinergia sul territorio. Se si vuole anche cercare di capire, perché comunque bisogna avere dei flussi di turisti che permettano anche che permettono l'apertura di queste strutture ricettive, e quindi proprio quello creare delle strategie di promozione del territorio anche in altri momenti. Se per esempio principalmente ora la Sardegna, vuoi o non si vuole, viene principalmente caratterizzata dalla Costa Smeralda, quindi viene anche percepita da alcuni consumatori come una terra, diciamo, anche costosa, quindi che c'è bisogno di una determinata capacità di spesa, però possiamo vedere che la Sardegna non è solo la Costa Smeralda, ma che la Sardegna offre anche altre attività, ma questo è basato tutto sulla comunicazione. Cioè, principalmente, se non si comunica, come vi aspettate che il turista sappia determinate cose? Io sono un turista, vado in viaggio. Principalmente, ok, sono io che vado a scoprirmi le cose, ma le cose le scopro in base alle informazioni che ottengo sulla rete oppure da quel che mi vengono detto degli altri. Se non ho una comunicazione efficace,
Non sono io che vado a crearmi delle cose che apparentemente sembra che non esistano. Deve essere sempre il territorio che le va appunto a comunicare, l'imprenditore che le va a comunicare, chi sia, quindi i vari stakeholder che comunicano quelli che sono le strutture ricettive oppure i punti di interesse, di attività che può offrire la Sardegna. Quindi andando un po' anche a quella convergere, quindi a cambiare la classica immagine della Sardegna quale la Costa Smeralda, quindi associata prettamente ad un turismo di lusso e ad un turismo appunto dove dedito prettamente a determinate persone, ma che può essere anche aperto ad altre appunto ad altre persone, che non so, organizzare anche qua degli eventi. Organizzare quindi degli eventi, mostrare quindi il territorio da altri punti di vista, e sono tutte delle cose che principalmente conoscendoli i benefici, ma soprattutto conoscendo gli aspetti positivi che offre questa terra, si possono utilizzare, perché secondo me i benefici e un po' i punti positivi della terra sono addormentati. Li abbiamo un po' dimenticati. Per anni diciamo, questa è la mia percezione, vado, poi tranquillamente siete liberi di dire guarda ti sbagli. Penso che per anni ci si è principalmente basati sul fatto la Sardegna, turismo di lusso, arrivano super yacht, arrivano persone con jet, ok, va bene così. Però in realtà si è capiti che non c'è più, ovviamente con la crisi e con quant'altro, quel determinato numero di persone è andato a diminuire, pur essendo comunque presente, però è andato a diminuire, e quindi è opportuno allargare il bacino di utenza, offrendo delle altre cose, ma anche perché il concetto anche di sostenibilità del territorio. Fondamentalmente, se cerco di attirare sempre le stesse persone, il territorio cambia, il mondo cambia e io non mi trovo più allineato con il cambiamento del mercato. Quindi devo essere in questo senso anche innovativo, capire come verte il mercato ed indirizzare le mie strategie di impresa. Altrimenti bisogna fare... Sì, prego. Sì, c'è prima... La mia è una domanda un po' più articolata, provo ad argomentarla, sono un po' emozionato, no? Ho sentito la Sardegna non è considerata una meta turistico-culturale, no? E quindi all'affermazione i tour dei nuraghi, ho visto il professor Joseph che faceva sì, la solita cosa, no? I nuraghi, eccetera, eccetera. Io ho un'idea, la voglio insomma esporre qua. L'idea è quella che forse per far diventare la Sardegna un'unica idea, una meta turistico-culturale a livello mondiale, sarebbe opportuno e forse i tempi sarebbero maturi per ricostruire integralmente un nuraghe. Gliela dico così e vi porto un caso di studio. Cioè la Sardegna dovrebbe diventare in questo momento qua il case history dell'Italia in merito alla ricostruzione a livello di archeologia sperimentale di un nuraghe. Sono stato alcune settimane fa in Francia e sono andato a visitare il castello di Guédelon. Mi ha colpito perché da come sono iniziati 20 anni fa, che sono autofinanziati, oggi è una realtà che è dispersa nelle campagne francesi, attorno a tanti altri castelli molto più belli. Ciò che mi ha stupito è che oggi ha 300.000 visitatori, apre forse 7 mesi all'anno, adesso con i dati non sono preciso, però io dico che quando i sardi avranno la maturità di riscoprire le proprie identità, facendo una cosa di questo tipo qua, forse i tempi saranno maturi per farci conoscere all'esterno. Poi non lo so se, soprattutto questa domanda avrei voluto farla al professore Iarc. Te la rispondo? Sì. Ok. Mi interrompo qua e vi faccio argomentare. Rispondo? Allora, ti rispondo, ma prima faccio un passaggio su Barbara Calanca. Allora, Barbara, ti conosco e so che sei una che ce la mette tutta e ragiona con la pancia, ma non sono per nulla d'accordo con quello che hai detto. Mi spiego.
non è che il turista che viene a camminare mi fa la cultura, mi fa un po' tutto. Oggi il mercato non funziona più così. Cioè, il nostro problema, molto italiano, non soltanto sardo, è che mentre che l'operatore turistico ragioniamo in logica globale, mettiamo tutto dentro, il mercato è verticale. Se voglio far cultura, cerco una proposta culturale. Se voglio far mare, cerco una proposta di mare. La nostra logica di sì, ma ti vendo un po' tutto, facciamo tutto, purtroppo non funziona più. Ha funzionato fino agli anni 90, anzi inizio del 2000, e nel cosiddetto modello di prodotto turistico, o meglio detto, di territorio e destinazione turistica. Oggi il mercato è un mercato esperienziale. Mi cerca l'esperienza, e l'esperienza è per definizione tematica. Mi segui? Allora, dove è il problema nostro? Che se noi vogliamo vendere il prodotto turistico-culturale, devo creare prodotto turistico-culturale e capire dove è il mio potenziale cliente e andare a comunicarlo e venderlo. Ma ho detto andare. Ragazzi, noi continuiamo a aspettare. Questo è il nostro problema, è un problema non soltanto sardo, è un problema prettamente italiano. Chi di voi è andato alla World Travel Market? Sì, lo so, tu c'è. Brava, no. Soltanto quanti, scusate, alzate il piede. Un paio o tre. Bene. Com'era le stand dell'Italia? Ma quello lo so, aspetta, non farmi dei commenti. No, non lo so, questo lo so. Però era organizzato per banconi dove tutti gli operatori stavamo lì a aspettare che passasse un inglese al quale aggrappare la giacca per raccontarle quanto fighi siamo. Se tu ti guardavi tutti quelli che c'erano davanti, i nostri competitor, come erano aperti, banconi minimi e tanti tavolette di operatori, perché quelli sono andando a fare. Il concetto è quello che dicevamo prima. Noi ci siamo venduti per la meraviglia dell'Italia, che lo è, ok? Niente da discutere. E i turisti arrivavano. Il problema è che adesso arrivano in meno perché c'è molta più concorrenza. Pertanto il ragionamento, Barbara, è: vuoi vendere, tu hai una specialità che conosco, quella del Battlefield Tours, il turismo militare, ok? Guardate ragazzi, il turismo militare è una micronicchia, ma chi lo sai, chi viene a farsi il giro delle fortificazioni o capire gli eventi storici, vuole un livello di concretezza e informazione che non è il medio, pertanto ragiona per canali specifici, compra un prodotto specifico e attraverso tour operator specifici. Pertanto la logica qual è? E vado su quello che dicevi tu. Io non ne sto dicendo, e non lo dirò mai, che Sardegna non ha potenziale come turismo culturale. Probabilmente l'idea di creare il nuraghe, diciamo, finto, funziona, lo hanno fatto in altre parti, sì. Finto non esiste, perché quando ti interfacci con le pietre, ha detto nell'isola di Arran, tante pietre, anche qui. Però se mi risponde così vuol dire che è esperto in tanti altri campi, non in questo. In archeologia non sono per nulla No, non esperto. archeologia, neanche io sono archeologo. Ma allora non ho capito, spiegamelo. Cioè ha detto ne hanno fatti altri, no, è completamente fuori strada. Ha detto che ne hanno fatti altri? Stava argomentando. Altri hanno ricostruito. Ok? Francia cosa? è pieno. Ah, ok, scusa. Francia è pieno. Non un nuraghe. Ma no, ma cazzo. Io sono in per Sardegna. fare un nuraghe ci sono francesi. No, vabbè. Io non te sto parlando. Fammi una cortesia, togliti la testa di sardo. No. Essere open mind. Il ragionamento è quello. Se io voglio portare, c'è un problema sulla cultura nuragica che non si capisce. Ok? Quindi bisogna rifarlo per capirlo. Fermati. Ascolta, se vuoi lavorare nel turismo, dimentica la pancia. Non pensare con la pancia. Io sono un turista, la tua pancia non me ne fotte un tubo. Io sono un turista, aspetta, tenta di ragionare. Ok?
Cioè, se vuoi i miei 50 euro, le vuoi? Allora ascolta, ok? Perché il ragionamento dobbiamo cominciare a ragionare che un turista è un signore che è consapevole del suo valore. E è lui che comanda, non noi. D'accordo? Quello che ti sto dicendo è, il problema è che la cultura nuragica, uno che non è sardo, non la conosce, non la capisce, lo dico brutalmente, non offendervi, sono delle pietre. Ricordatevi che abbiamo visto qua quello che stanno facendo all'isola di Minorca, che loro hanno i suoi propri nuraghi, vi ricordate? Ok? Cioè, loro devono spiegare agli inglesi tedeschi che cosa è quello, perché il tedesco non sa nulla. L'inglese, per lui, le pietre, passami il termine, Stone Age. Un'altra storia, se tu vai a Stone Age, cioè, hai tutto un sistema che ti permette capire che come quando, il perché, eccetera, eccetera. Allora il ragionamento è creare tecnicamente si chiamano centri di interpretazione. Tecnicamente, come vedi, sono abbastanza avanti. Dove riproduci quello che era, lo spieghi al turista e acquisisce le conoscenze minime per apprezzare e per capire. Questa è la realtà dei fatti. Lo fanno in Francia, lo fanno in Spagna, lo fanno in Inghilterra, lo fanno in Germania, lo fanno ovunque, meno noi. Perché qui abbiamo noi un problema in Italia, ragazzi, si chiama soprintendenza. Ok? Non posso toccare la pietra, ma guardi, sta cadendo, è uguale, non si può toccare la pietra. Pertanto, hai ragione, bellissimo, dubito che si possa fare. Lo stiamo vedendo in Pompei. Ok? Pertanto, la tua idea è geniale. Se tu hai 20 milioni di euro per farlo, complimenti, ma dubito che potrai farlo, perché ti arriva subito la denuncia della soprintendenza. Questo è un altro dei problemi che noi abbiamo, che tutti gli elementi di ambiente, diciamola così, che impediscono questo. E ritornando a quello che dicevamo, l'idea è corretta, non ti dico di no, anzi sarebbe auspicabile, lo dico molto, molto onestamente. E il problema è che se noi vogliamo sviluppare l'offerta di turismo culturale dobbiamo creare prodotti turistici culturali, perché il turista che viene per il mare, ragazzi, mi andrà a vedere il nuraghe perché o si annoia o perché piove, perché la sua motivazione è quella, e il turismo, lo dico sempre, funziona per motivazioni. Allora, c'è il turista motivato per l'apprendimento culturale? Sì, ma lui ha bisogno di una proposta specifica su questo, non generica. Mi segui, Barbara? Ok? Se ragazzi, ci piaccia o non ci piaccia, la realtà è infatti questa. Oggi il comando ce l'ha il cliente, ce l'ha il mercato. L'ho imparato anche alla Coca-Cola. Mi fa la Coca-Cola alla vaniglia per i bambini, al cherry, a quello che vuoi. E la Coca-Cola. Cioè, anche noi, se vogliamo andare sul mercato, dobbiamo ragionare non più come vendere il territorio, sino vendere il prodotto. E per essere più concreti, il prodotto esperienza. Perché anche se la cultura oggi la gente, turismo creativo e culturale, però è un'impostazione di turismo culturale dove il cliente è attore e non guarda. Cioè, noi dobbiamo cominciare a ragionare in qualche maniera come funziona il mercato. Che è quello che sta facendo Arran. Cioè, ragazzi, portare i turisti all'isola di Arran è un'impresa, Ma sono bravi, No, ma non è che hanno due controcoglioni e sanno farlo bene. E non aspettano, perché, scusate, l'isola di Arran è Sì, nord. atterrate a Edimburgo oppure atterrate tipo a Glasgow, poi dovete prendere il bus o il treno, poi c'è il traghetto che vi porta all'isola di Arran. Però ragionando su questa cosa, anche quello appunto che diceva il ragazzo, per esempio in Inghilterra cosa fanno? Offrono dei pacchetti, però appunto il limite, come appunto Joseph diceva, la soprintendenza, dei pacchetti, ad esempio visita i vari castelli attorno alla Scozia. Perfetto, ho visto anche pietre, perché personalmente sono stata turista e ho visto pietre e ho pagato per pietre, che pensavo, in Italia abbiamo delle bellezze che sono fantastiche e veramente potremmo pagarle, le ho pagate, che ne so, 20 euro il biglietto, non ricordo, 15-20 euro, potremmo pagarle anche a molto di più, e io qui sto vedendo pietre. Pensavo, fantastico, però, e per questo pensavo, quanto sono bravi fondamentalmente, che mi hanno portato qui a vedere pietre. E io ci sono venuta, ma come io ci saranno anche tante altre persone. Quindi
Io e Joseph. Quindi già siamo in 2. Aspetta che devo fare una domanda a Joseph veloce, e cioè... No, tranquilla, guarda, 2 secondi. Joseph, volevo chiederti se nel DMO è previsto intanto questo tipo di comunicazione e seconda cosa se è previsto un CAB che potrebbe essere utile, soprattutto per... Un CAB, quello che abbiamo illustrato prima, un Combi Action Booking, già nella DMO, cioè in Visit Sardinia dove tu hai tutto. Cioè, se in famiglia vuoi fare viaggio culturale, allora nel culturale ti trovi anche i nuraghi e tutto il resto che abbiamo, cioè non solo mare, insomma. Io l'ho visto 8 anni fa che lo faceva già il Costa Rica. E tu scrivevi che tipo di viaggio vuoi fare in Costa Rica? Dove sei, eccetera, eccetera. 8 anni fa, cioè quando appena si stava iniziando, insomma, il discorso booking online. Allora, teoricamente dovrebbe essere dell'assessore che ti risponderà con dettaglio su questo. Diciamo che nel modello di DMO che ho disegnato, previsto, eccetera, si lavora non per territori, se non per prodotti, in modo verticale. Sì, ok, 1. E ovviamente un sistema di destination management system integrato dove funziona in questa logica. Che tipo di cliente sei, cosa vuoi fare, che età hai, e ovviamente il motore di ricerca ti propone le attività da fare, perché l'elemento fondamentale da noi in Sardegna, non esiste. Cioè, esiste il concetto, l'idea, però è tutto da fare. Ah sì? La piattaforma è brevettata, quella piattaforma che vi ho fatto vedere ovviamente è di un'azienda italiana irlandese, ma è brevettata. Cioè, perché ovviamente ci sono anni di ricerca e sviluppo, di base, investimenti da parte del territorio, ma si possono creare delle sinergie, cioè non è questo. Sono, sul mercato ce ne sono tante. La migliore non è questa, la migliore è un'australiana. Sono bravissimi. Sì, ormai è un po' andatina, però... ragazzi, in questo mondo ogni 6 mesi cambia tutto. Sì. Prego. Finalmente. Ma non dobbiamo andare a mangiare, che c'è la Sabrina. Ultimamente mangiano me, quindi il pranzo è servito. Allora, intanto vi devo fare i complimenti perché noi come sardi abbiamo bisogno di stimoli e avere degli stimoli direttamente qui nel territorio è molto più semplice che andare al VTM a Londra, ok? Quindi grazie Joseph, grazie Veronica. In questi giorni, in queste call to action, ok, sono stati dei momenti molto importanti per imparare quello che state dicendo, l'empatia nei confronti delle persone che vengono e di che cosa veramente vogliono e quindi renderci proprio conto di cosa ancora noi non riusciamo a offrire. Però voi vi siete fatti mai una domanda, che è proprio la domanda che mi veniva in mente mentre parlavi, ma voi sapete empaticamente che cosa i sardi vogliono? Ve la siete mai posta questa domanda? Tutte queste imprese, tutte queste aziende che non sono qua, ok, e che sono tante, tutte queste amministrazioni, ma è proattivo, non è polemico. Ma che cosa veramente vogliono i sardi dalla Sardegna? È la parte di cui avete parlato e che avete poi fatto e molto bene, è la parte della formazione, perché poi si parte da lì, una volta che si capisce empaticamente, non con la pancia, che mi fa tremare, che mi fa portare il microfono qua, ok? Quando si capisce, torniamo alla pancia, perché se non si torna alla pancia, non si capisce. E se i sardi volessero qualcosa di diverso dal business che ruota intorno al marketing e alla creazione del bisogno che non si sente perché non c'è, perché c'è un desiderio, non c'è il bisogno, che magari è anche un desiderio diverso e magari anche un desiderio spostato un pochino più avanti, chiediamocelo. E dopodiché, nel momento in cui si centra, perché sicuramente si riesce a centrare se c'è la volontà, in quel momento chi mettete lì a tirar fuori questo? Chi è che ha le competenze e quanto si decide di pagare le competenze? Perché, e con questo chiudo,
Ieri io sono stata chiamata in competenze professionali di alto livello riguardo all'attività di coaching per assistere delle strutture extraalberghiere che mi hanno intanto scelto loro come individui e non come progetto, e già questo dice molto. Dopodiché l'importo che era previsto nel bando del formatore era lordo 30 euro. Questa è una vergogna, è imbarazzante, perché quel formatore che partecipa a quel circuito poco virtuoso, ok, crea un danno che ha creato nel tempo che si rispecchia poi che il business non torna, i conti non tornano, e quindi è il modello culturale che è un modello da aiutare, prendendosi cura in un modello prima di tutto sostenibile, perché io a 30 euro alla fine glielo faccio pure perché credo nel modello diverso, e secondo me fare il sistema inizia dalla parte della pancia, che è quella che molte volte il fine economico non ce l'avrà mai, ma non è detto che la soddisfazione che uno prova dentro di sé ti dia poi alla fine più gioia, più benessere e meno medicine. Può succedere, e il caso del modello Sabrina lo rappresenta perfettamente. Quadra anche da un punto di vista economico e di indipendenza, che non è poco. Benissimo. Ci sono altre domande? Io vorrei la risposta. No, ma non puoi chiedere a loro una risposta di questo tipo, perdonami. Cosa chiede? Chiedi a loro che cosa percepiscono i sardi? No. Questa è una domanda politica, non c'entra niente col tema della giornata, perdona. Sì, ma non puoi dire a loro, secondo voi quali sono le esigenze dei sardi? Chiedilo ai sardi. Scusa, può darsi mi starò sbagliando, però mi è sembrato credo di che sì. Joseph qualche piccola risposta ce l'avesse, poi può darsi che mi sbaglio. Allora, ti rispondo a una parte della tua domanda. Sì, mi sono fatto mai la domanda? Sì. E so anche la risposta. Guarda, in tutto il processo che abbiamo fatto di lavoro, ho partecipato sull'altra parte, e c'è stato un operatore importante che dopo di chiacchierare, eccetera, ma sì, hai ragione, ma sai Joseph, perché destagionalizzare? Noi ci stiamo tanto bene così. Già ti dà un'impostazione molto chiara. Però ti voglio andare avanti su un fatto che è questo. Allora, io imposto sempre tutti i progetti che faccio e una certa esperienza ho. Mi sono portato, ho avuto grandi successi, grandi soddisfazioni, ho fatto anche degli errori, i quali mi hanno permesso di imparare. Io applico una logica, che è quella dei terzi. Sai, qui non ci sono tutti gli operatori della Sardegna? Beh, te lo spiego. Il 30% sanno che loro pensano di già saper tutto. Ok? No, guardate, scusate, Italia funziona così. Parlo di Italia turistica. Ok? 30%, un terzo, già pensa di saper tutto. L'altro, come dire, sì, sa, sto bene così, ma è vero che ogni mia redditività ogni è minore, ma la colpa è dell'amministrazione, sempre colpa di qualcun altro, eccetera. C'è un terzo che ha voglia di fare e che si mette in gioco. Allora, per cominciare a cambiare non posso aspettare che i 2/3 si mettano d'accordo, devo cominciare a lavorare con un primo terzo. Siete voi, altri che sono sul territorio. E qui c'è anche tutto un altro problema, che è questo. Io oggi vi ho detto diverse cose sul mercato spagnolo. Vi ho detto una cosa che mi ha sorpreso, il fatto che non ha provocato nessuna faccia, che è questa. Quello è un mercato dove hanno capito che il turismo è economia. Okay? C'è una impronta di mentalità economica. Lì la pancia non funziona. Lì funziona la testa, come degli inglesi. Pragmatismo nel turismo, il modello Inghilterra, United Kingdom. Da noi cominciamo a ragionare ancora molto con la pancia. Vi faccio un esempio. Da noi, scusate, uno degli interlocutori miei sono le Pro Loco. Mi spiego? Ma quello è un altro problema, ok? Vabbè ragazzi, ok? Però voglio farvi anche un ragionamento che è molto importante da capire.
e mi collego a quello che dicevi te. La tua idea, dov'è il problema? Veronica ha detto una cosa, in Inghilterra è il circuito di castelli, d'accordo? E tante altre robe, in Francia, in Spagna, eccetera, dove non ci sono tutti. Loro scelgono. La mia domanda è, qual è il circuito dei 10-15 nuraghi in Italia sui quali investire? È un putiferio. Perché da noi è tutto uguale. Va bene? Se li dici al sindaco di, non dico il nome perché così non si arrabbia nessuno, il nuraghe X, no guarda, il tuo sono 3 pietre, basta, non ha nessun senso, non se ne arriva. È un casino. Non c'è questa impostazione di sistema, perché quello che ci ha insegnato Veronica è il sistema. Quelli che siete qua dovrete essere un sistema. Il lavoro che noi stiamo facendo è creare la logica di sistema, perché oggi il prodotto turistico è un prodotto turistico integrato. Il cliente non sceglie l'albergo, il cliente mi sceglie l'esperienza che ha la destinazione, per la quale ha bisogno di dormire, di mangiare, di muoversi e delle attività. 4 operatori diversi. Voi non vi parlate, continuate a ragionare sulla logica del mio albergo, il mio bed and breakfast, il mio attività, eccetera. E noi in questa logica ottocentesca non ci rendiamo conto che siamo già al XXI secolo e i competitor vanno a una velocità molto importante. Dove c'è il problema anche su questa roba? Tu l'hai detto, c'è una formazione di scarsissima qualità in giro. Ok? Molta gente che non ha lavorato un giorno nella sua vita e come non trova lavoro si mette a fare il consulente, specialmente nell'ambito turistico. Vabbè, per questo dico, a me quando mi chiamano, io sono molto selettivo, ma una roba sceglie. Ormai ho l'età, l'esperienza di permettere di scegliere. Per dirti, 30 euro, cazzo, mi prende più la mia Golf. Mi spiego? Allora, il problema è che, perché si è perso il valore della formazione. Perché quello che deve formarti deve avere esperienza per fatto, di darti soluzioni. Ci manca, è tutto molto complicato, però ragazzi è un problema del sistema, pertanto la sfida, quello che voi non avete capito, che il lavoro che ha fatto questo signore qua e il sottoscritto in questo anno, è darvi gli elementi o consegnarvi gli elementi per farvi reagire che voi siete soltanto un terzo. Gli altri 2 terzi, ragazzi, pazienza, muoiono, cazzi suoi. Mi spiego? Si chiama selezione naturale. C'è una risposta, infatti c'è anche una cosa che voglio aggiungere appunto al suo commento più che altro, ed è dovuto al fatto quando, ok, come sistema sono d'accordo con Joseph, dobbiamo operare come sistema da un punto di vista economico, quindi capire come trarre dei profitti dalle nostre attività. Al concetto di pancia, questo a me richiama il concetto di... Ah, va bene così? Sentite? Ok, al concetto di pancia, questo richiama un po' il concetto di imprenditorialità. Io sviluppo un'attività di pancia perché ho un interesse, sento che quell'attività può essere profittevole e io parto dalla mia pancia, quello che dico sempre anche agli studenti, no? Anche, parti dal tuo gut, senti se ti stimola questa cosa e poi vai a verificare, perché questo è importante, non possiamo basarci un'attività solo con la pancia, ma là dobbiamo usare anche la testa, vai a verificare se quel tipo di attività, come vi ho fatto mostrato prima, è feasibility, viability e desirability. C'è desiderio, c'è domanda nell'acquistare quel prodotto o servizio? Ho le risorse per crearlo? Posso ricavare del profitto da quell'attività? Se le risposte sono sì, allora ok, vai di pancia. E questo è la cosa di base. All'inizio ovviamente hai un'attività nuova, vai ad investire, non ci sono profitti, è tutto normale. Però poi dopo ci devono essere ovviamente, quindi sacrificio, un po' i costi opportunità, sacrificio all'inizio e poi anche la mia attività accademica è stata così, quindi non vi preoccupate, non è solo l'impresa che fa sacrifici all'inizio. Basta solo questo. Grazie. Tourism Call to Action, 7 incontri formativi per la crescita turistica della destinazione Sardegna. Iscriviti su www.aeroportodiolbia.it.